Buongiorno, oggi è lunedì e buon inizio del weekly. Sabato e domenica ha fatto brutto, ieri abbiamo messo via legna, quindi dopo vi porto a vedere l'aggiornamento legna e adesso sì c'è un po' di luce ma ci sono dei nuvoloni neri neri che... Fa fresco, perché fa fresco, qui stanza computer 18 gradi dai 24 e mezzo della scorsa settimana, quindi sì, sono diminuite decisamente le temperature. Ci sono 10 gradi perché ha nevicato sulle montagne. Che bello, non vedevo l'ora che nevicasse sulle montagne. Su all'altezza del rifugio Nuvolau e Averau e Nuvolau ha nevicato. Ieri poi pomeriggio mi sono messa a finire delle creazioni che ho fatto sabato. Ah, non lo sapete, cioè vi devo aggiornare. Il lunedì ho un casino di cose da dirvi. Allora, cioè praticamente il vlog del lunedì sono io che vi racconto tutte le cose successe sabato e domenica. Praticamente ho male alla spalla. Sabato ho creato con il Fimo, finalmente sono stata tutto il pomeriggio a creare e anche un po' di sera perché sapete che ho il Fimo secco e quindi ci si sta tanto a rimodellarlo, a ricondizionarlo, diciamo. E quindi sono stata abbastanza, però sono contenta di quello che ne è uscito, più o meno contenta. E ho fatto delle cose semplicissime che avevo già fatto, però in miniatura, le ho fatte un po' più grandi. Sono cose viste, riviste, straviste che escono fin dalle orecchie. Per riniziare ad avere un po' di manualità con il film, allora ho preferito fare queste cose che sono semplici e ho sentito tremare il vetro della finestra e sono contenta di quello che ne è venuto fuori. E ieri appunto mi sono messa a montare queste cose a portachiave, solo che neanche accorta, erano già le 8 di sera. Degli acquisti creativi che vi devo far vedere, avevo preso per 1,50 € questi 4 stampini. Questi li ho presi per la resina e per 1 € ho preso anche questi qua a cuore. Adesso li vedete scombinati perché io l'ho aperta la confezione. Questi però sono più piccoli effettivamente, però per il momento non creo con la resina. Ho già creato con la resina, ho già fatto i video, ve li ho già caricati e programmati, quindi adesso sono in stop con la resina per almeno un mese. Altro aggiornamento, sempre di sabato. Sabato ho fatto una lavatrice, l'ho stesa in bagno perché alla fine il tempo non era dei migliori di fuori e quindi l'ho stesa in bagno e l'ho lasciata lì con il deumidificatore, per quello lo vedete fuori, e l'ho lasciata lì la notte e si è asciugata tutta. Un altro aggiornamento, ho pesato Pepe sempre sabato e pesa 5,6 kg. Il piccolino pesa sui 4,9 kg, 5 kg più o meno. Quindi sono due ciccioni. Panna invece dormiva, quindi non l'ho disturbata, poverina. Buonasera, sono quasi le 7. Io oggi ho fatto tante cosine pomeriggio. Ho sistemato la dispensa, ho guardato se c'era roba scaduta. Stessa cosa l'ho fatta in bagno, ho tutte le cose aperte magari che erano aperte da tantissimo tempo. Un'altra cosa
Ho sistemato anche le extension, quelle finte, le ho messe tutte in una bustina di plastica, così sono tutte là in ordine e ben messe. E poi che cosa ho fatto? Ah sì, poi ho portato fuori tutte le immondizie che avevo in casa, quindi perché domani passano a raccogliere umido e secco e quindi mi sono preparata quelle cose lì. Alla fine questa sera sono le 8, deve ancora arrivare Franz, quindi ho fatto una cosa veloce perché io a quest'ora vorrei avere già fatto tutto. E no, niente, devo pulire tutto il forno perché è diventato un disastro. Gli involtini, quelli al pollo, allora questi qua al centro sono al pollo e quelli ai lati sono alle verdure. Lo so che sono schifezze, però dovevo far veloce perché non avevo voglia di far altro. Sì, ebbene sì, mangio schifezze. E non sono ancora morta, eh. E poi ho cetrioli in insalata e poi insomma c'è altra roba in frigo, quindi se ha fame c'è anche qualcos'altro. Va bene, a domani. Buongiorno, oggi è martedì, sono sempre in dubbio su che giorno sia. Oggi è martedì e c'è un po' di sole oggi, sì, molto molto leggero, debole, però c'è per il momento, però è tutto nuvoloso, eh. Oggi mi sono alzata molto più tardi perché ieri sera sono stata a guardare il Grande Fratello VIP. Una vera stronzata perché è tutto fatto a tavolino, si è capito proprio durante, a parte che Hillary non è brava a condurre secondo me quel tipo di programma e si è capito proprio durante il corso del programma che è tutto studiato. Quindi non avevo dubbi perché anche quello normale secondo me. Ok, stavo parlando del Grande Fratello e mi ha interrotto il corriere perché ha chiamato al telefono perché mi ha detto ho visto la finestra chiusa e non sapevo se era a casa. Suona il campanello, no? Va bene. Non so che corriere è un corriere strano ultimamente che mi porta la Degusta Box, è arrivata. Io l'ho guardato perché volevo vedere la prima puntata com'era, però anche come conduzione non mi è piaciuto. E sinceramente è già tutto studiato. Poi Pamela Prati ha fatto tutta una storia perché lei è claustrofobica, si dice così? Oddio, l'italiano oggi non è il massimo perché sono stanchissima. Non sono più abituata ad andare a letto tardi. E praticamente ha fatto tutta una storia, comunque si è lamentata perché l'hanno votata in 4 e poi io non ho visto la fine del programma. Si è messa a polemizzare il fatto che lei, soffrendo di questo problema, di questa paura, di questa fobia, è stata messa proprio lì. Ma allora non firmi il contratto per andare nella casa del Grande Fratello, scusami, sai che hai un problema. Se veramente ce l'hai forte, stava per entrare un'ape, non vai a firmare il contratto per andare nella casa. L'ha firmato perché comunque viene pagata. Secondo me vengono pagati un tot al giorno. Essendo VIP poi non vanno lì per niente di certo. Sapete che ci sono ancora i pollini che girano. Cioè io ho la scatola del Fimo qua, è piena di polline. Per quello ho sempre l'allergia. Infatti anche adesso sentite la voce un po' nasale, un po' così, perché ho l'allergia. Gli occhi non ne possono più. Vabbè, allora, mi vedete coi capelli così conciati perché li ho tonalizzati, adesso devo sciacquarli. Ho tolto un attimino il giallo perché erano gialli, erano effettivamente gialli. Io ho visto proprio una modella fatti, con i capelli fatti così, quindi scuri e poi di punto in bianco rosa. Quindi vuol dire che vanno anche così. Adesso io non lo so, però li ho visti anche così e se li vedi sulle modelle o così vuol dire che non fanno proprio schifo. Ho steso e volevo farvi vedere, mi è arrivato il catalogo degli introvabili. C'è il piumino, guardate che bello. Guardate che devo cercare di alzare il foglio. Ecco, c'è questo piumino qua, 9,90. Non è brutto però, eh. E stavo guardando anche proprio il catalogo che non ho ancora sfogliato perché io arrivo sempre tardi a sfogliare i cataloghi. Guardate che carine, ci sono queste robe in ceramica, ci sono queste... Cos'è questa? Una pentola? No, come si chiama? Pentola, sì, pentola ceramica. Non so se ci sono anche le tazze, le... che belle! Le tazze! Queste sono bellissime! No, è tutto bello.
Vabbè, tutte le cose di Halloween, anche se noi non festeggiamo Halloween, però sono belline, anche le lenzuola. Guardate queste robe qua. Questi qua, i sottopiatti, sono carini. Beh, insomma, c'è un po' di tutto su sto catalogo, veramente io comprerei sempre tutto. Oggi pasta con la salsa pronta della Barilla. Questa era quella che era arrivata nella Degusta Box. Non so se nella scorsa Degusta Box, non mi ricordo. Comunque, sono in carenza di vitamine. Dopo che ho smesso i prodotti Fitline, ecco, ho notato proprio la carenza di vitamine totale, perché sono piena di irritazioni, tutto qui. Voi magari non le vedete, ma sono piena. E tra l'altro ho anche un'afta in bocca, e questa è proprio carenza di vitamine del gruppo B, e quei prodotti erano pieni di vitamine del gruppo B. E quindi sono un pochino delusa da questa cosa, nel senso, no delusa che non posso più comprarli perché costano veramente troppo. Ho guardato ho visto anche l'ultimo weekly di Gloria Fair e lei ha i prodotti della Fit Chocolate, cioè è la stessa cosa della Fitline alla fine. Lei praticamente utilizza il sostituto del pasto quando capita e più o meno è la stessa cosa dei prodotti della Fitline. Ho visto che vanno molto questi prodotti, però alla fine sì, costano tanto. Da quando li ho smessi ho notato veramente una differenza enorme sotto l'aspetto delle vitamine e anche di come sto io fisicamente. Ho notato delle differenze, sì, e sinceramente preferivo quando li prendevo quei prodotti, però sì, costano veramente troppo. Ho dato un'occhiata all'ultimo iPhone che è uscito, sapete tutti ormai che è uscito l'iPhone 7 e 7 Plus o Plus, dipende. Una persona dice Plus, una persona dice Plus, quindi vabbè. Comunque sì, le avevo proposto io di farmi il regalo per Natale, compleanno e anche per il prossimo Natale, il prossimo compleanno, perché alla fine è un costo veramente assurdo come telefono, ha un costo elevatissimo, cioè. Però io devo dire che molte volte mi capita di usare telefoni con Android e io non mi trovo assolutamente, sono veramente abituata con l'iPhone. L'iPhone ha una velocità assurda. Con Android tante applicazioni si aprono, ma ci vuole un'eternità prima che si aprano. Invece con l'iPhone si aprono subito le applicazioni, a parte quelle più pesanti che ci vuole un po' di più, però io mi trovo molto meglio e anche come grafica mi piace molto di più l'iPhone. Non si può personalizzare, però mi piace così, è molto affidabile come telefono. Gli Android, dal mio punto di vista l'Android non è fatto bene graficamente, come menu, come tutto. Mi piace molto di più l'iPhone perché è semplice, cioè l'iPhone è quello, punto. Non puoi cambiare, non puoi modificare niente. Invece Android è un sistema operativo che si può modificare molto bene e molto facilmente, quindi si può anche far assomigliare a un iPhone, volendo, a un iOS. Solo graficamente ovviamente, non come prestazioni però. Niente, quindi ero indecisa se l'iPhone 7 o 7 Plus, però dovrei tenerli nelle mani per capire la grandezza, perché con internet non si capisce. Domani che andremo a Belluno darò un'occhiata a vedere se ci sono in giro, proprio per tenerli in mano e capire la dimensione, qual è meglio per me. Però sarebbe un bel regalo, mi piacerebbe molto, non lo nego, e io amo gli Apple, e mi piacerebbe anche un computer. Mi piacerebbe anche avere un Apple, un Mac, ma non posso permettermelo, perché Windows, sapete, non supporta i programmi di video editing che voglio io, che voglio imparare ad usare, questo Windows che ho io, perché è un sistema a 32 bit. I programmi di video editing richiedono invece, la maggior parte, quelli più buoni, richiedono un sistema a 64 bit. Volendo si può fare anche il cambio da 32 a 64, ma diventa un caos e no, non è il caso, e quindi mi piacerebbe un Mac. Avrei voluto, adesso ve lo dico anche in questo video, avrei voluto provare a fare il crowdfunding, si chiama, sì. Avrei voluto provare, ma non sono sicura perché comunque
Io comunque il computer, un Mac, lo utilizzerei per fare video editing, cioè lo utilizzerei proprio per il canale YouTube. Sarebbe un mezzo che mi servirebbe proprio per farvi i video a voi, cioè per proporvi dei video più elaborati, editati meglio, con con una, non lo so neanche io, con una risoluzione migliore, con tutto migliore. E mi piacerebbe proprio provare, però non sono convinta che andrebbe a buon fine questa cosa, perché molti vedono il crowdfunding come elemosina, come elemosinare alla gente soldi. E in realtà non è così, perché io comunque quel computer lo utilizzerei per fare i video. Si sa che i Mac si utilizzano più che altro per quello, per la grafica. E siccome a me piace fare anche grafiche per i blog, eccetera, mi piacerebbe molto come computer e non nego neanche questo, mi piacerebbe molto come computer. Scrivetemi sotto cosa ne pensate del crowdfunding. Ma cosa c'entra il cuscino? Che scemo. Panna. Buongiorno, oggi è mercoledì, siamo in partenza per Belluno e eccolo con la macchina. E niente, mi sono messa anche i tacchi, cioè voglio dire. Tempo uggioso su Belluno. Niente, siamo al parcheggio dell'ospedale, come avete capito, e andiamo dentro. Tanto oggi teoricamente si dovrebbe far presto, teoricamente, ma c'è sempre gente prima, quindi può arrivare anche alle 7, che di sicuro c'è qualcun altro prima. Ma non so come funziona. Comunque, devo anche andare in bagno. E oggi ho fatto il frisé. Ho cambiato un attimo. Eccomi, allora, adesso sono le 2 e qualcosa perché appena iniziato ho detto fatto, ho sentito la TV che insomma è iniziato e sono qua sul letto, ho editato questo video fino a questo punto e adesso sto aspettando perché pomeriggio mettiamo via legna. No, non ve l'ho detto a voi, no, ho mandato messaggi vocali, quindi a voi non l'ho detto. Sì, questo pomeriggio metteremo via legna, finiremo di riempire il poggiolo che è quasi pieno e poi inizieremo con la terrazza, che è la cosa peggiore da riempire. E sì, Peppo sta dormendo qua sul cuscino e quindi Panna, siccome ha il cuscino occupato, è andata su quello di Franz, che non è mai andata lì. È lì. Peppe è qua e quell'altra si è spatasciata lì. Quando Franz arriva e la vede lì, guai. Vabbè, pulirò il cuscino. E basta, c'ho quest'afta qua dentro che mi sta urtando. È uscito il sole, nonostante oggi fosse brutto. Ecco, quando siamo venuti su da Belluno pioveva ancora laggiù e qui invece si è aperto il cielo, per fortuna è uscito un po' di sole. Avevano previsto proprio così, brutto in giù e qui da noi sulle Dolomiti migliorava e infatti è stato così. E basta, io vi lascio a domani perché o a domani o a dopodomani, non sono sicura. Penso di registrare solo domani e venerdì me lo prendo libero, come fosse un lavoro, me lo prendo libero, mi viene da ridere. No, ma non voglio fare video perché devo registrare 2 tutorial e quelli mi impegnano tanto, quindi sono 2 tutorial di perline. E quindi niente, venerdì penso farò proprio quello, a meno che non debba mettere via legna, perché se devo fare quel lavoro lì, sapete che registrare non ci riesco, perché è un lavoro che impegna parecchio anche mettere via legna, e quindi vedremo insomma quanto riuscirò a registrare. In caso vedrete ancora video dopo questo, altrimenti non ce ne saranno più. Quindi intanto io vi ringrazio per aver guardato questo video e se domani riesco a registrare continuo, altrimenti niente. Anche questa settimana è scombussolata alla grande perché abbiamo proprio il lavoro della legna da fare e niente, quindi spero capiate
e ci vediamo alla prossima e io spero domani, ecco. In caso ci vediamo alla prossima. Buongiorno, buongiorno. Allora, ieri non vi ho fatto vedere, non vi ho detto è andato tutto bene con Franz. E non ve l'ho detto, dobbiamo tornare perché ha scoperto di averne un'altra e ieri sera ne ha trovata un'altra ancora di ciste, quindi di cisti si dice anche al singolare. Ho preso, siamo entrati nel supermercato, non siamo stati a guardare offerte e cose varie perché non avevamo, a parte tempo, ma non avevamo soldi dietro da poter spendere lì. E per fare proprio spesa, io avrei bisogno di andare a fare spesa, però ieri non era la giornata, ecco. E siamo entrati nel supermercato che si chiama, oddio mio, Super V, può essere? W? Boh, una roba del genere, insomma, che è aperto fino alle 9:30 di sera. Peccato che non è qua perché sennò io andrei proprio la sera andare a fare la spesa. Non volevamo uscire senza niente, quindi abbiamo preso sia il pane, che devo dire buono, veramente buono. Abbiamo preso anche un giornale, cioè ho preso un giornale, che in realtà erano due giornali insieme, c'era Donna Moderna più Star Bene e il cartoncino era questo qua. E all'interno di quella confezione c'era questo detergente viso dei Provenzali. Questo è il formato piccolino da 100 ml. Non è detto che mi vada bene perché non tutte le cose dei Provenzali vanno bene, ma niente, all'olio di karité per tutte le pelli, però io non so se posso usarlo avendo tutta la dermatite, quindi niente, vedrò se potrò usarlo. Comunque c'era quello lì all'interno. E niente, altro non ho da dirvi. Dovrei farvi vedere delle cose, vorrei farvi vedere delle cose, ma non ve le faccio vedere perché sono dell'haul prossimo di Wish. E l'ultimo haul è uscito ieri, sì, di Wish. Ho dovuto legare i capelli perché stavo facendo colazione e mi andavano tutti i capelli davanti alla faccia, però mi piacciono quando sono stile Krusty il Clown, tipo così. Alla fine oggi pomeriggio metterò via legna, quindi non registro per forza, e domani anche penso la stessa cosa, metterò via legna mattina e pomeriggio e quindi mi tocca stoppare qui il weekly, mi dispiace, però veramente ci sono cose più importanti da fare, quindi devo lasciare perdere i video per il momento. Ecco, l'unico momento libero che ho è questa mattina e quindi registrerò 2 video tutorial. Ho appena messo su una lavatrice e aspetto a vedere se esce il sole, ma non importa, io la lavatrice l'ho messa e dovrebbe uscire il sole oggi, sì, e dovrebbero rialzarsi un pochino le temperature. Nient'altro, no, non ho altro da aggiornarvi per il momento e quindi vi ringrazio di aver guardato questo weekly vlog e ci vediamo la prossima settimana con un altro weekly e ovviamente anche con tutti gli altri video. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, ciao!